Bentornati in studio per Ditelo al vostro TG, la segnalazione oggi di un nostro telespettatore che riguarda una pericolosa serie di buche a Catania tra la circonvallazione e il viale Vittorio Veneto su strade che sono state appena rifatte. Angelo Gagliano. È la segnalazione di un nostro telespettatore a portarci sulla circonvallazione di Catania, sulla quale ormai da qualche mese sono in corso gli interventi di sostituzione del manto stradale. Marco, il nostro telespettatore, ci ha fatto notare come nel tratto di viale Ulisse in direzione Ognina da qualche giorno è improvvisamente comparsa questa buca, larga una quarantina di centimetri, profonda 30. Un pericolo, soprattutto per i centauri, che rischiano di farsi seriamente male. Marco si chiede, a questo punto lo facciamo anche noi, come questo sia possibile. Quel tratto di circonvallazione è stato appena rifatto con soldi pubblici. Il cantiere, per il totale rifacimento della circonvallazione, è stato finanziato con circa 4 milioni di euro nell'ambito della rimodulazione dei fondi comunitari del Patto per lo sviluppo di Catania. È grave poi che la stessa cosa, cioè la formazione di una buca in una strada, si sia verificata anche all'inizio di viale Vittorio Veneto, dove il personale della manutenzione del comune, come vedete nelle immagini, è intervenuto con dell'asfalto grezzo, transennando poi la zona. Ma guardando attentamente si vede chiaramente che la zona centrale sta già collassando. È chiaro che qualcosa è andato storto, probabilmente nei lavori propedeutici alla stesura dell'asfalto. È il caso, secondo noi, che l'amministrazione accerti eventuali responsabilità e chieda alle ditte che hanno eseguito i lavori di ripristinare il tutto, ovviamente senza costi aggiuntivi. Grazie a Marco per la sua segnalazione e a voi chiediamo di continuare ad inviarci denunce a Ditelo al vostro TG al 342 745 5005. Adesso vi portiamo a bordo di una pattuglia della polizia stradale per documentarvi una mattinata di controlli alla tangenziale di Catania. Tra le infrazioni più numerose, la mancanza di copertura assicurativa del veicolo, le cinture non allacciate e il superamento dei limiti di velocità. Orazio Longo. Si può vedere qui che praticamente gli asterischi vanno a completare la barra. Ok, perfetto. Ci sottoponiamo anche noi al controllo dell'etilometro. Estate è tempo di spostamenti, di vacanze, di grandi flussi di traffico per le strade che richiamano gli automobilisti a una guida ancora più attenta. Ospiti a bordo di una pattuglia della polizia stradale, documentiamo una mattinata di controlli alla tangenziale di Catania. Questa è una vera e propria postazione di lavoro. Nella fattispecie stiamo controllando la persona che è stata fermata poc'anzi. La pattuglia è in grado di interrogare col tablet la banca dati del Ministero dell'Interno per capire se è a carico della persona controllata e vi siano dei provvedimenti in corso. Eccoli i dati in merito alle violazioni del codice della strada contestate nell'ultimo anno dalla Polstrada di Catania. Uno sguardo puntato ai limiti di velocità, ma a saltare all'occhio è il numero di quasi 1000 verbali per assenza di copertura assicurativa. Dovuto spesso alla negligenza dell'utente, a volte anche a delle truffe che l'utente, perché è capitato più volte di controllare delle persone con un contratto, con un contrassegno di copertura assicurativa, ma che magari hanno stipulato presso dei siti online che fanno queste attività fraudolente. Ma non basta, tra i numerosi illeciti rilevati c'è anche quello della manipolazione del cronotachigrafo digitale per i mezzi pesanti. In maniera che la loro carta del conducente viene sostituita da un'altra carta del conducente, così effettivamente risulta che hanno fruito delle ore di riposo quando effettivamente non lo hanno fatto. Immaginate voi un complesso veicolare senza controllo per un colpo di sonno del conducente o altro. Ci fermiamo ancora, in chiusura il calcio. Il calcio in chiusura di telegiornale, ufficiale il passaggio di Riccardo Ladinetti al Catania. Nello staff di Tabbiani entra Stefano Agresti, che in carriera è stato secondo di Zaccheroni in varie esperienze in Italia e all'estero. Sentiamo Marco Carli. Un'esultanza di Riccardo Ladinetti, classe 2000, sarà al centro della prossima mediana del Catania. Al via la stagione dei rossazzurri con i primi giocatori già arrivati in sede come Rapisarda o Cassellini o lo stesso Ladinetti. L'esultanza in maglia Cagliari Primavera 1 contro l'Empoli non è il suo mestiere il gol, sarà quello di dare una mano in costruzione al nuovo Catania di Tabbiani che sarà presentato ufficialmente venerdì. Nello staff ci sarà anche Stefano Agresti, esperienza da vendere ad alti livelli come secondo di Zaccheroni in Serie A ma anche fuori dall'Italia. Ladinetti, già del Catania,
Catania riassume le caratteristiche che vuole Tabiani per il ruolo: duttilità tattica, capacità di far valere le doti fisiche e in questo caso anche gioventù. Tutte qualità mostrate con il Pontedera nell'ultima stagione di C, 62 presenze per lui in terza serie. Pronto per Tabiani anche Antonio Mazzotta, in questo caso si tratta di un ritorno per l'esterno sinistro, adesso 33enne, 8 stagioni fa, l'esperienza con gli etnei, poi Cesena, Pescara, Frosinone, Palermo, Crotone e Bari. Sostenibilità ma anche qualità come quella di Michele Rocca, anche lui a Catania e anche lui pronto per il primo giorno di ritiro che scatterà sabato. Primo allenamento previsto per domenica, a cui parteciperanno anche il 2000 Milos Bocic, attaccante, e il centrocampista Roberto Zammarini. Portiere, bomber e centrali difensivi, le priorità su cui la dirigenza del Catania sta sondando tutte le piste possibili. Novità attese nelle prossime ore, vietato sbagliare, sono ruoli chiave per dare al Catania le ambizioni che merita. Ed è stato presentato il nuovo tecnico del Messina, si tratta di Giacomo Modica, con lui presente all'incontro con la stampa anche il direttore sportivo Domenico Roma, assenti i club organizzati. Sergio Colosi. Il Messina di Sciotto riparte da Giacomo Modica e Domenico Roma, entrambi super motivati. L'allenatore ritrova la Serie C dopo campionati anonimi. Il direttore sportivo è una scommessa per la categoria. Sul fronte mercato tante trattative, ma di ufficiale soltanto gli arrivi del difensore Vincenzo Polito dal Potenza e dell'attaccante Michele Mausso dal Picerno. Accordo raggiunto anche con il centrale difensivo del Taranto Marco Manetta e con l'esterno destro Damiano Lia. Modica, dopo un triennio da capitano negli anni 80 e in panchina nel 2018 in Serie D nel primo anno di Sciotto, è alla sua terza esperienza in riva allo Stretto. Nutro un grande affetto, una grande stima per questi colori, per questa gente che tuttora continua ad amare il Messina in maniera da follia pura. Ci sono ancora almeno 5 capi tifosi di quando c'ero io, quindi è una cosa molto bella, mi emoziona molto e vorrei essere d'aiuto a dare un mio contributo sostanzioso. Dal 23 luglio ritiro a San Giovanni in Fiore fino al 6 agosto. Ci saranno i giocatori sotto contratto, da Kragel a Ragusa, da Ferrara al portiere Fumagalli, ma la sensazione è che il Messina rimarrà un cantiere aperto per diverse settimane, secondo le abitudini consolidate del suo presidente. Era l'ultimo servizio per questa edizione di Sicilia 24, prossimo appuntamento alle 14, vi lascio adesso con Michele Cucuzzi e Angelo Gagliano per il consueto appuntamento con Buongiorno Sicilia. A tutti una buona giornata.